Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo dal tema scuola, l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico a cui il governo sta pensando in queste ore è stato di fatto anticipato nel mondo della scuola della nostra regione, dove le percentuali di immunizzati sono vicine al 100%. Questa è la considerazione della Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, Teresa Tassanviol, che sottolinea come ora l'attenzione debba spostarsi sugli alunni. Il governo valuta l'obbligo del vaccino per il personale scolastico in vista della ripartenza del mondo della scuola a settembre, e l'Associazione Nazionale Presidi, di cui è Presidente regionale Teresa Tassanviol, come valuta questa situazione, considerando che nella nostra regione i numeri sono già positivi su questo fronte? Noi come Associazione Nazionale Presidi valutiamo positivamente. Il Presidente nazionale si è più volte espresso su questo punto, indicando il nostro favore anche all'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale della scuola, intendendo che la scuola è un servizio fondamentale per il nostro Paese, per la nostra società, e quindi, come per il personale della sanità è stato chiesto, diciamo così, questo vincolo, noi pensiamo che possa essere esteso. Devo dire che nella nostra regione, nel Friuli Venezia Giulia, il personale della scuola ha anticipato, diciamo così, ogni presa di posizione di questo tipo, in quanto i dati registrano un'altissima adesione volontaria quindi alla vaccinazione. Siamo nel calcolo statistico delle regioni d'Italia, siamo in testa, ce la giochiamo un po' con la regione Campania, rispetto alla quale però voglio sottolineare che la scuola del Friuli Venezia Giulia ha sempre funzionato largamente in presenza, almeno nel primo ciclo. Però ecco, io credo che questo sia un dato molto incoraggiante, molto positivo, che testimonia di una grande serietà del personale scolastico di questa regione. Per quanto riguarda gli organici invece del prossimo anno, potrebbero arrivare naturalmente insegnanti da altre parti d'Italia e che non sono in questo caso vaccinati. Ecco, questo potrebbe creare qualche scompenso? Ma potrebbe in qualche modo forse abbassare la percentuale, però insomma io penso che sapremo coinvolgerli eventualmente nella nostra stessa decisione. L'altra componente riguarda naturalmente il mondo dei ragazzi, degli alunni, e forse lì si dovrà intervenire in qualche modo, oppure considerando che non ci potrà essere un obbligo, ma forse un convincimento anche di questa fascia d'età. Sì, io penso che adesso la grande scommessa è quella dei giovani, dei ragazzi, degli studenti, a cominciare naturalmente dagli studenti della scuola superiore. Io credo che in questo un grande ruolo di promozione, di convincimento, eccetera, lo potrà giocare proprio la scuola. Del resto il compito educativo è quello nostro, diciamo, il nostro compito specifico. Lo stesso Ministro Bianchi, nella sua recente visita qui a Pordenone, ha annunciato che ci sarà tra l'altro una campagna promozionale da parte del Ministero rivolta ai ragazzi, quindi io auspico che i ragazzi, gli studenti del Friuli Venezia Giulia siano in grado di dare la stessa risposta generosa, convinta e responsabile che è già stata data dai loro insegnanti e da tutto il personale della scuola. Ci sarà da vincere anche qualche titubanza da parte dei genitori, anche da parte di genitori vaccinati che però vedono in figli di 12-13 anni, insomma, un po' di titubanza appunto nel somministrare loro il vaccino. Ecco, forse anche questo scoglio andrà abbattuto in qualche modo. Sì, io penso che ci possa essere la famosa alleanza educativa sui grandi temi. Questo è uno dei grandi temi. Scuola e famiglia possono agire congiuntamente, con condivisione, naturalmente fatto salvo la responsabilità e la scelta dei genitori rispetto ai figli minorenni. Sempre alta l'affluenza al centro vaccinale della Fiera di Udine, con le persone che hanno prenotato da poco il vaccino che si aggiungono a quelle che hanno atteso diverse settimane. Molti indecisi sono stati convinti dall'obbligatorietà del Green Pass. Abbiamo incontrato anche diversi genitori che hanno accompagnato i figli ad immunizzarsi in vista del rientro a scuola. Siamo andati in coda a sentire pareri su Green Pass e gli indecisi.
E quando ti sei prenotato per il vaccino? Non ricordo, però più o meno un mese fa, 2. Questa è prima dose? Sì, prima. Lo fai per il Green Pass perché così Sì, poi... per essere più libero e poter fare più che quello che voglio più o meno. E ci sono dei tuoi amici che non vogliono fare il vaccino, che magari dicono no, io non lo faccio nonostante il Green Pass? No, c'è qualcuno che è più diffidente, però nessuno che non vuole farlo, più che altro lo vogliono fare più tardi. Io non ero tanto convinto, però dico la verità, l'ho fatto prima di tutto per rispetto degli altri, perché se lo fanno tutti perché non devo farlo io, e poi per vivere una vita normale, perché altrimenti non andremo tanto lontano. Se avete un minimo di rispetto per tutti, per voi stessi e per i vostri parenti, se avete qualche parente che non sta molto bene a casa, fatelo, perché mal che vada vi fa un po' male il braccio, qualcosa di buono ci sarà. Accompagnare mia figlia che si vaccina alla prima dose. Abbiamo prenotato circa un mesetto fa, l'avevamo programmata diciamo per tempo, prima dell'inizio poi delle scuole di settembre, per arrivare diciamo in tempo con la seconda dose. Signora, lei accompagna i figli oggi per il Green Pass oppure era una scelta che avevate già fatto di far vaccinare i vostri figli? No, io lo faccio per il loro bene e per il bene anche della scuola da un certo punto di vista, ma anche per una responsabilità sociale. Il Green Pass è un pezzo in più, è indipendente per noi. Io dico sempre, l'importante è la responsabilità sociale, lo fai per l'altro, mica per te stesso, è una responsabilità, siamo in una situazione di crisi. Quando hai prenotato il vaccino? La scorsa settimana. Ma l'hai fatto per il Green Pass oppure avevi già pensato di farlo? Entrambi i motivi, per una libertà mia. Ma tu eri dubbioso prima per qualche motivo particolare oppure semplicemente hai trovato adesso l'occasione di venire a farlo? No, ho avuto un periodo in cui ero dubbioso, poi ho fatto un atto di fede verso la scienza e vado a vaccinarmi. Credo sia una libera scelta, io lo faccio perché è una mia libera scelta e credo appunto nel vaccino. Ed ora siamo pronti per collegarci in diretta con la nostra Isabella Gregoratto che ha seguito la conferenza stampa post giunta. Allora in diretta a te, la linea. Buongiorno Alexis e buongiorno ai nostri amici telespettatori. La conferenza stampa di giunta si sta ancora svolgendo. Abbiamo portato praticamente davanti alle telecamere il vice sindaco Loris Michelini che ha appena finito il suo intervento per parlarci soprattutto di progetti importanti che riguardano la viabilità e in modo particolare Viale Venezia. Poi parlerà anche, farà un'enunciazione delle vie che saranno asfaltate perché sono vie importanti dove spesso accadono degli incidenti stradali, quindi il manto stradale ha la necessità di essere rimesso in sesto. Partiamo da Viale Venezia perché oggi la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità per quanto riguarda il primo lotto in Viale Venezia, praticamente 2 rotatorie. Sì, si tratta di un progetto non di fattibilità, praticamente definitivo, esecutivo, sì. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che fra 2 mesi noi avremo anche esperito la gara, di conseguenza si potranno iniziare i lavori, sicuramente entro l'anno, 1 milione di euro, il primo lotto, il secondo lotto di 1.630.000 che lo approveremo il prossimo mese. I lavori inizieranno a distanza di 2 mesi l'uno dall'altro. In pratica in questo primo lotto ci sono le 2 rotatorie, quella di via Firenze e via Gabelli, che hanno la loro importanza perché vanno a regolamentare il traffico a supporto della prima rotatoria già fatta, quella all'inizio del comune, praticamente l'ex diciamo tra la casa di cura e il supermercato. Praticamente in cosa consiste? Non solo i lavori della rotatoria vera e propria con tutti gli impianti di illuminazione e di sistemazione generale, ma anche l'allargamento proprio della parte che riguarda sia le piazzette per socializzare al di fuori della rotatoria e una parte verrà dedicata alle aiuole del verde. Oltre a questo ci sono anche le 4 fermate lì vicino, quindi fermate che avranno tutti gli accorgimenti per i disabili e quant'altro, oltre al parcheggio per i disabili esterni, anche per poter fermarsi con l'autobus, con la pedana. Praticamente con comodità. E poi è interessante anche l'aspetto degli alberi, perché in questo periodo già l'amministrazione comunale ha fatto piantare una 50ina di alberi nelle zone appunto lì di Viale Venezia per compensare gli alberi che sono stati tolti all'altezza della rotatoria del supermercato, ma anche adesso verranno piantate nuove essenze proprio per
per tamponare sin dall'inizio la carenza che ci sarà quando verranno eseguiti i lavori. 50 alberi sono già stati piantati, adesso con le 2 rotatorie verranno tolti 15 alberi praticamente che riguarderanno la parte proprio attigua, ma verranno piantati altrettanti e quindi andremo anzi addirittura a superare il numero attualmente esistenti. Oltre alle rotatorie sappiamo che abbiamo anche attraversamenti pedonali per le ciclabili che saranno illuminate. Ecco Assessore, solo l'elenco perché dobbiamo restituire la linea. L'elenco. Allora noi abbiamo le 4 vie importanti, sono via Puintat, quello che va da via Donatori di Sangue a via Ciceri, via Pierpaolo Pasolini da via Lombardia fino alla fermata del distributore, anche quello è molto lungo, via Gino Pieri di fronte all'ospedale tra via Chiusaforte e via Forni di Sotto, e poi abbiamo un altro punto importante, via Patriarca Dolfin, che sarebbe quel tratto tra via Pradamano e cavalcavia Santi Ermacone Fortunato, dove uscivano parecchie auto in quel tratto. Bene, anche qui l'intervento sarà di 500.000 euro. Ringraziamo il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, ringrazio Paolo Bassi per il collegamento, eventualmente da studio mi dite se c'è la necessità di sentire ancora qui come proseguono i lavori in giunta comunale. Ringrazio Paolo Bassi, quindi restituisco la linea allo studio, a te Alexis. Grazie a te Isabella, noi ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, tra poco. Bentornati a voi la linea, partiamo subito parlando della campionessa Mara Navarria con il suo storico bronzo conquistato oggi alla prima medaglia olimpica con la gara a squadre di spada femminile. La stoccata decisiva è stata portata da Federica Isola, esordiente, che ha permesso di battere la nazionale cinese proprio all'ultimo match. Allora ci facciamo raccontare le emozioni di questo storico bronzo con Nicola Di Benedetto, direttore generale dell'ASU, perché appunto la nostra Mara Navarria è tesserata ASULA. Buongiorno, vediamo se ci riusciamo a vedere, a collegare. Sì, eccolo qua, buongiorno. Nicola Di Benedetto, buongiorno. Allora, subito chiedo a lei l'emozione di questo storico bronzo per Mara Navarria. Vediamo se riusciamo a sentirci. Cuffia uscita altoparlante, giusto? No, c'è qualche problema tecnico, allora mi sembra di capire. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Nicola Di Benedetto. Io la vedo. Vi chiedo questo è il bello della diretta. Allora andiamo a vedere un altro servizio in attesa di collegarci nuovamente con Di Benedetto. Passa in Consiglio regionale la nuova legge antiviolenza, ma è scontro tra maggioranza ed opposizione sull'eliminazione di ogni riferimento all'identità di genere. È stata approvata in Consiglio regionale, nonostante oltre 100 emendamenti presentati dal centro-sinistra e dal Movimento 5 Stelle, la legge antiviolenza, dal cui testo sono stati tolti tutti i riferimenti all'identità di genere, mossa quest'ultima che ha scatenato le opposizioni. Centro-sinistra e pentastellati avevano già abbandonato i lavori della Commissione, in segno di protesta contro le modifiche decise all'ultimo su un testo condiviso fino a quel punto del percorso. Mara Piccin, relatrice di maggioranza, difende il testo. Questa è una buona legge, è frutto di ascolto, di lavoro, di una convinzione rispetto alla tutela delle donne vittime di violenza e di altre persone che sono vittime di violenza. Io credo che serva coraggio per votare contro ad una legge che in qualche modo dà una mano a persone che soffrono. Io credo che al di là dei dettagli, al di là dei singoli emendamenti, quello che noi abbiamo voluto fare, quello che io avevo annunciato un paio di anni fa, era quello di cercare di aggiornare una norma che ha 20 anni, una norma che aveva la necessità di recepire contenuti nazionali, direttive europee, quindi sostanzialmente questo è il lavoro che è stato fatto. L'ascolto dei centri antiviolenza, delle associazioni è stato fatto, l'opposizione ha condiviso i miei emendamenti in commissione e poi ha abbandonato i lavori della commissione stessa. Quindi io credo che, come dire, ci fosse bisogno di abbandonare un po' una forma ideologica per pensare concretamente alla necessità delle persone. Ma rispetto alla 17 del 2000 che cosa porta questo PDL?
questo PDL fa riferimento innanzitutto ad un lavoro non più per progetti singoli, ma per una visione complessiva e per piani triennali. Inserisce sostanzialmente la parte relativa ai figli orfani di vittime di femminicidio, recependo una normativa nazionale che avrebbe potuto tranquillamente essere quella che, ricordo onestamente, era quella presentata da parte della collega Liguori, che non volle ritirare la norma ma se la fece bocciare in aula, ma non significava mettere assieme e fare un lavoro unico. Non si chiama testo unico, ma è un buon testo sicuramente. Dispiace si sia arrivati ad un voto negativo dopo il buon lavoro portato avanti in comitato ristretto e il successivo dietrofront del centrodestra, commenta Ilaria Dalzovo dei 5 Stelle. Non accettiamo che si sia arrivati in un comitato ristretto, alla fine di un comitato ristretto, con una norma che andava a occuparsi di tutte le forme di violenza, e per una posizione ideologica sia stata espunta una parte di violenza, una tipologia ben precisa di soggetti che vengono sottoposti a violenza. Il testo noi abbiamo votato no, perché comunque alcune associazioni, non tutte, si sono dichiarate contrarie a come ne esce il testo stesso. Noi un po' per loro, un po' per la posizione appunto in cui avevamo creduto noi nella vera volontà della Lega, soprattutto di affrontare il tema così nella sua interità, ma poi ci hanno tradito in qualche maniera, quindi è un tradimento non a noi, ma poi si ripercuote sulla società. Quello che rimane è così negativo, quello che resta in questo testo? Per alcuni aspetti no, e infatti ci siamo astenuti su alcuni articoli, e invece per altri sicuramente sì. Cioè, già se pensa il piano che deve contenere delle cose che vanno a impattare sulla discriminazione, però all'interno non c'è nessuno delle associazioni che si occupano di quel tema, io mi chiedo chi deve fare queste azioni. Oppure il garante è un organo che direttamente lavora su questi temi e dentro l'organismo non c'è. Non ha nemmeno una possibilità di dare un parere. Abbiamo fatto anche quell'emendamento e ci hanno detto di no, e quindi per alcuni aspetti va bene e per altri assolutamente no. Ed ora siamo pronti per collegarci via Skype in diretta con Nicola Di Benedetto, direttore generale dell'ASU, proprio per commentare questo risultato storico, la prima medaglia olimpica di Tokyo 2020 di Mara Navarria, tesserata ASU. Allora, a lei subito le emozioni di questo risultato. Buongiorno. Emozione incredibile, perché si tratta di un progetto breve, perché di fatto Mara è da noi da un anno, però è stato un progetto assolutamente condiviso sin da subito e in cui abbiamo creduto come Associazione Sportiva Udinese da subito. Abbiamo fornito all'atleta tutto quello che riuscivamo a darle ed evidentemente, visto il risultato, visto che anche lei ci ha messo ad oggi una grandissima gara, siamo felicissimi. Quindi il risultato è arrivato, è la prima medaglia per noi. È una medaglia importantissima per un atleta che non solo come atleta sta rappresentando tanto, ma anche come donna e con tutti i valori che si porta dietro. Quindi io, a nome della società, non posso che essere incredibilmente felice, perché è un risultato di tanti, in primis di Mara e del suo compagno di vita, il nostro maestro Lococo, ma è un grande traguardo per la società. È stata portata da un esordiente, da Federica Isola, ma che gara è stata? Come l'avete vissuta voi dall'esterno? Da un punto di vista tecnico bisognerebbe essere spadisti di certo livello per capirla. Diciamo che noi personalmente, posso solo dire che dal punto di vista umano ci siamo messi tutti davanti alla televisione per quello che riguarda gli esperti del settore. La gara è stata, secondo me, per quello che riguarda Mara, condotta molto bene. Una ottima performance sportiva, una grande preparazione atletica, perché c'è stato un grandissimo lavoro di preparazione atletica e di mental coaching, e si sono visti oggi in pedani i risultati. Oggi veramente ha condotto una buona, ottima gara di cui siamo estremamente orgogliosi. Preparata Mara, com'era partita proprio per questo traguardo, per raggiungere proprio questo traguardo?
Ma lo spirito del professionista, perché Mara rappresenta una grande donna, una grande professionista dello sport, non l'ha abbandonata un attimo e anzi è stato, diciamo, rinforzato da tutta una serie di persone che l'hanno molto aiutata. In primis, come dicevo prima, il suo preparatore atletico, il professor Lococo, ma anche i due diciamo compagni di una vita che l'accompagnano nel mental coaching, il grande maestro Roberto Cirillo, che ringrazio a nome della società, che si è trasferito da Rapallo a Udine per quest'anno per seguirla, e poi che un po' con una punta di orgoglio anche il supporto di una società. Ricordo che prima di partire le abbiamo detto tutti che orgogliosamente rappresentava tutta la società e che tutta la società da dietro, compresi i soci piccoli, giovani, anziani, vedono in lei un punto di riferimento. Un risultato storico per lei, per la nostra regione, per Carlino. Voi immagino tra poco cercherete di contattarla, di sentirla, no? Perché insomma è da poco terminata la gara. Sì, questo è il momento in cui di solito gli atleti e gli allenatori rispettivi ricevono 100.000 telefonate. Senz'altro seguiranno dei messaggi, la richiesta di essere contattati, vedremo cosa fare per lei, perché come dico è un risultato di squadra, un risultato importantissimo e cercheremo in tutti i modi, insomma, di supportarla ancora e di ringraziarla per quello che ha fatto a nome della società. Le lascerei un attimo di tempo che si goda questo meritato, questo meritato trofeo e questo premio. E poi ci penseremo quando tornerà. Bene, io la ringrazio per questo collegamento in diretta con Nicola Di Benedetto, direttore generale dell'ASU. Complimenti anche a lei, complimenti all'associazione e buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata. Noi siamo in chiusura di A Voi la Linea, a meno che dalla regione mi dicano che ci sia un collegamento in diretta con la nostra Isabella Gregorato, che ha seguito la conferenza stampa di giunta a Udine. Se non ci sono novità da Udine vi rimando con l'informazione delle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.